Buonasera, grazie di essere qui. Tra poco uno degli eventi più attesi, come evidente dalla sala di questa edizione di Libri Come, che è dedicata ai libri alla lettura, il nostro piacere per i libri alla lettura, il piacere di incontrare, come accadrà per voi tra poco, i nostri autori preferiti, quelli che amiamo leggere, e anche nei festival, nelle presentazioni, in quello che avverrà qui tra poco, che non è proprio una presentazione, non è proprio un reading, insomma è una cosa spettacolare e particolare che avrete il piacere di condividere e incontrare gli autori. La festa è questo, la festa dei libri della lettura è questo. Quest'anno ha anche una sfida, quella di parlare di una parola, di ragionare intorno a ragionare, oppure contribuire in varie forme alla fortuna di questa parola libertà che abbiamo messo un po' impegnativamente al centro di questa edizione di Libri Come. In tutti gli incontri qualcosa di utile affiorato. Stasera qui ci sarà un appuntamento finale che in realtà è una sorta di festa. Ci saranno scrittori ospiti, Dacia Maraini, che non è indicata nel programma ma sarà con noi, Roberto Burioni, che conoscerete per le sue battaglie e anche le sue imitazioni, se le seguite, Riccardo Nuri di Amnesty International, Francesca Mannocchi, che ha scritto bellissimi libri e reportage sull'ISIS e sui paesi islamici, ci sarà Antonio Rezza, l'attore, ci sarà la banda di propaganda. Purtroppo lo spettacolo previsto di propaganda quest'anno non avrà luogo, ma la banda sarà qua, ma ci saranno anche, non è nel programma, ma sarà dei discorsi sulla libertà, saranno dei discorsi un po' sorprendenti anche per la forma che avranno. Questo per dire che Libri Come è uno spazio, una festa dedicato ai libri alla lettura da tanti punti di vista, quindi in tante forme. Ci sono state presentazioni, dibattiti, incontri, interviste, ci sarà stasera una festa e tra poco qui ci sarà, non so come definirlo, un happening, se la parola può cogliere qualcosa di quello che tra poco accadrà. Io penso siano i musicisti i primi, quindi Marco Zurzolo e Davide Castaglione da apparire. Dopo di loro saprete bene che con le voci e la presenza di Maria Pia Calzone su questo palco arriverà Maurizio De Giovanni. Grazie a voi, buona serata.
così, sulla fiducia. Certi autori sono più fortunati di altri, perché a volte i personaggi li vanno a chiamare. Quando i personaggi ti vengono a chiamare e tu sei pronto a rispondere, ad accogliere questi personaggi, succede che hai la fortuna di avere una storia. Io ho avuto la fortuna di incontrare Sara in una notte di dicembre al ritorno dal teatro, quando pensavo proprio a tutte altre storie. Me la sono ritrovata alla guida di al posto di guida di una macchina in sosta, capelli bianchi, sguardo assorto, volto giovanile nonostante il colore dei capelli, senza trucco nonostante fosse un sabato sera, senza vestiti particolarmente alla moda. Aveva i mezzi guanti, sapete, quelli che lasciano le dita scoperte. Io la mattina avevo tutta la sua storia e continua a raccontarmi storie, non si è fermata più da allora. Un racconto, un romanzo, adesso un altro romanzo, un romanzo che è una storia di amicizia fra donne. L'amicizia fra donne è poco comprensibile a noi maschi, però è interessante da raccontare. Ma Sara è interessante da raccontare. Io ho la fortuna di potervela presentare. In genere all'alba Sara si rassegnava. Comunque fosse trascorsa la notte, se i primi raggi del sole la coglievano vigile, non c'è altro da fare. Da qualche tempo aveva rinunciato alle pillole che le impedivano di dormire. La fuga dai fantasmi del passato si era rivelata inutile. Non era quello il modo. Alla fine l'aveva capito. I fantasmi di Sara erano due: il figlio, Giorgio, e il compagno Massimiliano. Il primo abbandonato quando aveva 7 anni e ritrovato senza averlo mai conosciuto davvero, sul tavolo di un obitorio dopo una storia sbagliata. Il secondo, per il quale aveva rinunciato ad essere madre, sconfitto da una lunga, penosa malattia che l'aveva reso fragile e indifeso, trasformandolo nel contrario dell'uomo che era stato. Senza accendere la luce, Sara si avviò verso la cucina, attraverso una casa di cui conosceva alla perfezione gli spazi. Se l'alba ti sorprende, è inutile combattere. Per anni Massimiliano e per mesi Giorgio erano andati a trovarla col buio. E Sara, che non aveva mai temuto niente, che aveva votato l'esistenza a smascherare finte emozioni e sentimenti bugiardi, che sapeva distinguere le reali intenzioni celate sotto la superficie dell'apparenza, aveva ingaggiato una lotta contro il sonno fino a diventare una squallida, triste donnetta, drogata dalla paura dei ricordi. Poi però qualcosa e qualcuno l'avevano strappata a quella caduta inesorabile. Nella penombra prese la caffettiera, accompagnò nel filtro la pioggia di polvere bruna con le dita d'anello attorno al contenitore, lasciò che le mani esperte cercassero e trovassero cucchiaino, tazzina, zucchero. Serrò addirittura le palpebre per non rinunciare al buio, a quella tenue luminescenza che veniva dalla strada 6 piani più in basso. Versò il liquido e una goccia bollente le bruciò il dorso di una mano, strappandole un breve lamento, ma non aprì gli occhi per non rinunciare alla cecità che si era imposta. Colpa mia. Dovevo essere più precisa, colpa mia. Stringendo la tazzina raggiunse la finestra che affacciava sull'altra scala del palazzo, distante più o meno una 15ina di metri.
il cortile comprendeva qualche aiuola e il parcheggio selvaggio degli scooter. Soffiando piano per raffreddare il caffè, Sara si appoggiò all'infisso e dischiuse le palpebre. Al di là del cancello la strada era ancora deserta, col suo lampione triste, sospeso tra la notte e il giorno. Solo un paio di appartamenti erano illuminati. Al quarto piano filtrava il chiarore azzurrino di un televisore acceso, forse a proteggere il segreto di un'insonnia passeggera. Al quinto, una giovane coppia consumava la colazione. Sara non conosceva nessuno dei vicini. Per scelta, per indole, per deformazione professionale, preferiva non condividere nemmeno un sorriso di circostanza, una battuta di cortesia. Anche per questo lei non usava l'ascensore se non per scendere in cantina. Per molto tempo si era chiesta che cosa sarebbe accaduto se fosse morta all'improvviso, così per un malore o per un incidente domestico. Chi l'avrebbe trovata e dopo quanto? Che ne sarebbe stato di lei? E che sarebbe successo all'archivio di Massimiliano, agli incartamenti conservati senza autorizzazione nella sua lunga carriera da fondatore e capo dell'unità più segreta per la sicurezza nazionale? Comunque, non conosceva nessuno dei suoi vicini e quindi nemmeno quei due che nella casa di fronte cominciavano così presto la giornata. Aprì la finestra, attenta a non provocare rumore. L'aria era limpida e una moto sfrecciò, rompendo il silenzio. L'uomo le dava le spalle larghe, capelli biondi lasciati un po' lunghi sulla nuca, indossava una giacca. Sara intravide un costoso orologio al polso e notò i gesti sicuri e sbrigativi, pane tostato, burro, marmellata. La ragazza era bella, anche in vestaglia e senza trucco. Si muoveva rapida, preparando una spremuta d'arancia. Lanciava sguardi insistenti verso di lui. Allora Sara aguzzò la vista, sorseggiando il caffè. Le labbra della sconosciuta articolarono parole mute che tuttavia a lei risultarono limpide come se fossero state pronunciate là nella sua cucina. Quindi, come mai devi uscire? Ah, sì, certo, l'ispezione. A quest'ora. E che sono, galline? L'altro si passò con calma le dita tra i capelli. Sicurezza, constatò Sara, disinteresse nei confronti della conversazione, ma anche consapevolezza di sé e del proprio fascino. Beve un altro sorso e si chiese come mai il riferimento ad un'ispezione suscitasse un simile atteggiamento. Ora il biondo stava parlando. Anche se Sara non poteva carpire quello che diceva, riusciva comunque a intercettarne il riflesso sul volto dell'interlocutrice, che spingeva la lingua contro una guancia, il capo inclinato e l'espressione concentrata. Non gli credi. Ti sta raccontando del lavoro, ti dà una spiegazione tecnica che non comprendi e tu non gli credi. Provi fastidio perché sospetti che ti stia prendendo in giro. Il tipo si alzò, sistemandosi la giacca con cura e addentando un'ultima fetta di pane imburrato. Rifiutò la spremuta con un cenno che si sciolse in una frettolosa carezza. Lei sorrise stupita. Sara provò una fitta di dolorosa compassione, riconoscendo nella donna il bisogno di quel contatto e il desiderio di trattenere un momento piacevole. Non doveva capitarle spesso. L'uomo uscì, lasciandola in piedi, da sola, a fissare, perplessa, il bicchiere. La giovane si sfiorò il mento e Sara era certa che avrebbe compiuto quel preciso gesto. Vorresti scappare, vero? Tirarti fuori da questa situazione, fuggire per non rimetterci le penne, per restare viva, vorresti, ma non ci riesci. Vorresti, ma sei terrorizzata. Nel frattempo nel cortile era comparso il biondo, che adesso pareva avere molta meno fretta. Ora Sara lo distingueva chiaramente, razzimmato, elegante, aveva lineamenti regolari e un fisico palestrato, portava una barba all'apparenza incolta, ma in realtà curatissima,
e abiti all'ultima moda. Si fermò prima di aprire il portone. C'era freddo. Tirò fuori il cellulare dalla tasca e armeggiò con l'apparecchio. Sara cercò con lo sguardo la figura in vestaglia che si era lasciata cadere sulla sedia, con le mani sul volto. Scuoteva piano la testa. Lui stava parlando al telefono con un sorriso ebete sulla faccia. Tranquilla, tranquilla, arrivo subito, è uscito il coglione. Sei sicura? Sì. Abbiamo almeno 2 ore, mi sono inventato un'ispezione. Lei? Ma lei non capisce un cazzo. A tra poco. E si passò un dito sulla bocca. Sara intuì la segretezza e l'autogratificazione. L'hai cancellata, no? Hai chiuso la pratica. Nel frattempo lei si era alzata con aria stanca, i palmi sul tavolo, sembrava vecchia e priva di forze. Uscì dalla stanza ciabattando e spegnendo la luce mentre il compagno girava l'angolo a passo allegro, tirandosi sul bavero. Che dannazione la mia. È orribile leggere libri così brutti e in modo così semplice. Il cielo, nel frattempo, era diventato grigio. Qualche altro personaggio compare e scompare. Compare per un capitolo, per 2. Però a volte lascia il segno, anche se compare per poco tempo. Gaspare Russo faceva l'operaio e gli mancavano 6 anni alla pensione, sempre se non gli spostavano di nuovo la data, perché gli sembrava essere uno di quei levrieri al cinodromo che corrono e la lepre non la prendono mai. E lui era molto stanco. Faticava da quasi 40 anni, anche se sul libretto ne risultavano solo 30, ma quei 10 in nero gli avevano spezzato la schiena proprio come gli altri. Gaspare Russo faceva l'operaio e non aveva mai ceduto alle lusinghe dei soldi facili, pur abitando in un quartiere famoso per il narcotraffico e per la guerra con cui i clan si contendevano il controllo del territorio. Non aveva ceduto sia perché i genitori dall'altro mondo non gliel'avrebbero mai perdonato, sia perché a sua volta voleva sentirsi in diritto di dire ai propri figli che non li avrebbe mai perdonati, ma soprattutto perché per certi mestieri bisogna esserci tagliati. E lui non vedeva proprio il motivo per finire morto, ammazzato, in galera o in fuga in qualche paese straniero dove non avrebbe capito una parola. Gaspare Russo faceva l'operaio e viveva di piccoli, immensi traguardi e di grandi sacrifici, perché se fai l'operaio ogni busta paga, ringrazi Dio, perché tanta gente sta fortuna non ce l'ha e sta buttata sul letto tutto il giorno a fissare il soffitto e a tirare avanti con la carità. Lui invece stava al volante della sua macchina, di cui aveva pure finito di pagare le rate, e nel frattempo era arrivato a 120.000 chilometri, ma la teneva che era un gioiellino e la lavava con le sue mani ogni domenica, pure se pioveva, perché lui era stato il primo in famiglia a potersi permettere un'auto e mica era cosa da poco. Gaspare Russo faceva l'operaio e a parte un paio di periodi in cassa integrazione, l'ultimo per la verità durato 3 mesi, e non voleva nemmeno ricordare l'angoscia e il peso sul cuore che aveva provato. Non gli era mai toccato di rimanere in casa a ciondolare, perdendo sogni, speranze, diventando una merda d'uomo come certi amici suoi che un po' alla volta avevano cambiato carattere e da simpatici allegri che erano adesso picchiavano moglie e figli, tipo Tinino Vigliotti, no? Che per poco non ammazzava la compagna, quella povera Lucia, solo perché lei gli aveva chiesto di aiutarla con la spesa e rendersi utile. Gaspare Russo faceva l'operaio
Ed era un lavoro migliore di molti altri. I gesti erano sempre gli stessi. Le competenze, una volta acquisite, non si scordavano più, allora potevi pensare ai problemi tuoi. Di problemi Gaspare ne teneva assai, soprattutto da quando i ragazzi erano cresciuti e guadagnavano poco e rimediavano solo qualche contratto a termine, così avevano bisogno di una mano e Gaspare gliela poteva dare, nonostante avesse l'impressione che nel complesso vivessero molto meglio loro di lui e Filomena. Loro però ai sacrifici erano abituati e non avrebbero proprio saputo vivere in modo diverso. Gaspare Russo faceva l'operaio e l'impresa che gli dava da campare aveva vinto un nuovo appalto per la costruzione di alcune infrastrutture industriali, perciò poteva stare tranquillo per almeno altri 2 anni. Certo, il cantiere si trovava in un'altra provincia, ma si trattava di lavoro e non c'era da discutere. Suo padre diceva in dialetto: non sputare in cielo che in faccia ti torna. Un insegnamento che non aveva mai dimenticato. D'altra parte lui aveva pur sempre la macchina, no? Quella di cui aveva pagato le rate, e quindi, a parte il gasolio, gli costava solo un po' di manutenzione, ma se stavi attento a evitare le buche, a non darci troppo dentro con l'acceleratore e freni, nemmeno gli pesava tantissimo, Certo, bisognava partire all'alba, anzi, praticamente bisognava partire di notte perché andava piano, ma doveva arrivare presto. Non ci metteva niente il capomasto a decidere che Gaspare Russo faceva sì l'operaio, ma era diventato vecchio e andava sostituito, magari con uno di quei ragazzi robusti, affamati, venuti da chissà quale paese disgraziato, laureati in ingegneria, anche se poi qua se la passano malissimo. La concorrenza, insomma, c'era e come, e bisognava stare attenti e badare agli affari propri. Per i motivi di cui sopra, e sempre perché Gaspare Russo faceva l'operaio, si trovava alla guida della sua macchina, che appunto adesso era tutta sua e non della finanziaria, ascoltando un bel programma di musica italiana, quella di quando era giovane, su una frequenza che gli aveva consigliato Filomena, da cui non si staccava più. Percorreva la provinciale, che poi sarebbe diventata la statale, perché se ti muovevi presto non c'era bisogno di prendere l'autostrada che si mangiava tanti soldi e rendeva quasi inutile la giornata al cantiere. La carreggiata era messa male, per la verità, ma più o meno ci volevano una 40 di minuti e Lucio Battisti cantava che non sarà un'avventura. E fuori pioveva e c'era freddo, ma nell'abitacolo si stava asciutti e caldi. Quindi, per favore Gaspare, non essere insofferente, porta pazienza, perché ti sentirai peggio, molto peggio, tra 1 ora e un quarto, quando sarai su un'impalcatura a 20 metri d'altezza, coi mezzi guanti e il casco, e sopra la sciarpa tirata sul naso gli occhi ti lacrimeranno per il vento gelido. Uno dei benefici di viaggiare a quell'ora era la quasi totale assenza di traffico. L'asfalto era pieno di crepe, ma scorreva tranquillo, consentendo di anticipare le buche e preservare le gomme. Peraltro, Gaspare Russo, l'operaio, andava piano e perciò non correva rischi, se non quello di imbattersi in qualche randagio che poteva tagliargli la strada all'improvviso, e allora valeva sempre la pena essere prudenti. Proprio mentre Battisti lo informava che questo amore non è una stella che al mattino se ne va, Gaspare notò un furgone che rallentava qualche centinaio di metri avanti a lui. Se ne accorse perché si accesero le luci rosse dello stop. Frenò distinto, anche se era abbastanza distante. Gaspare Russo era sì un operaio per scelta, ma era pure un abitante di quella città e di un quartiere dove, se finivi in mezzo alle faccende altrui, passavi sempre 5 minuti di angoscia. Formulò quel pensiero perché gli sembrava che non ci fosse nessuno davanti al camioncino. Perciò era davvero strano che si fermasse. Gaspare accostò, spense il motore, evitando di avvicinarsi troppo. Meglio aspettare che ripartisse, anche perché se quella sosta preannunciava un appuntamento, era meglio attendere per evitare di trovarsi in mezzo a un incontro che poteva non essere proprio amichevole. Tanto Gaspare Russo, che faceva l'operaio, era in anticipo e non correva il rischio di arrivare tardi all'apertura del cantiere. Non successe niente per quasi mezzo minuto. Battisti affermò che questo amore non è un fuoco che col vento può morire, ma che vivrà quanto il mondo,
e comunque fino a quando gli occhi suoi non avranno luce per guardare gli occhi tuoi. L'utilitaria era scossa dal vento. A un certo punto Gaspare aguzzò lo sguardo perché colse un movimento intorno all'automezzo accostato nei paraggi di uno dei tanti cumuli di rifiuti che fiancheggiavano il tracciato stradale e che acuivano il degrado, mettendogli addosso tanta sicurezza e tanta malinconia. Ogni mattina e ogni sera, come cantavano quelli dell'Equipe 84 che nel frattempo avevano sostituito Battisti alla radio. Gli parve che dal veicolo fossero scesi in due, uno da un lato e uno dall'altro, e che avessero aperto il portellone sull'eretro. Beh, lo capì perché per qualche attimo le luci posteriori furono coperte. Il vano del furgone era buio, una macchia nera. I due estrassero qualcosa di lungo e voluminoso che, tenendo da entrambi i lati, adagiarono sull'immondizia. Gli sembrò che rimestassero tra la spazzatura. Poi uno chiuse il portellone e tornarono a bordo. Il camioncino ripartì. Gaspare Russo, che faceva l'operaio, rimase per quasi 2 minuti immobile, affari spenti, cercando di interpretare l'accaduto, anche perché era consapevole che un evento non termina quando lo si crede concluso, ma sempre qualche attimo dopo. Quindi si mise in moto e si avviò lento. Nel breve tragitto che lo separava dal punto in cui i due si erano liberati del loro carico, Gaspare si interrogò su cosa avessero gettato via e perché. Per qualche strano motivo gli venne in mente Gennaro, il figlio maggiore, e tutte le volte che era andato a cercarlo di notte per evitare che, fresco di patente, ci finisse lui alla guida di un furgone come quello. Gli Equipe 84 si chiesero cosa avessero nella testa e cosa avessero nelle scarpe. Gaspare Russo si domandò invece se fosse coerente cercare Gennaro di notte in giro per il quartiere e ora invece fingere di non aver visto niente, tirando diritto sulla provinciale. Gaspare Russo faceva l'operaio, ma non voleva diventare uno che si nasconde. Perciò accostò nei pressi del cumulo di spazzatura e scese dalla macchina per controllare. Alle prime luci del giorno, il vento fischiò più forte. Amore, amore, vieni. Siediti qui vicino a me, lo sai, ho poco tempo prima che le pillole facciano effetto e mi addormenti. Una manciata di minuti da quando il dolore smette di mordere a quando cado in quel sonno terribile, interrotto da lampi di luce, quel sonno che non riposa, quel sonno che non dà pace. Ormai io mi trovo in un limbo, sospeso tra queste due condizioni. Credi che io non me ne renda conto? Significa che non manca molto. Quando la sofferenza domina e i pensieri sono spezzati e spaventosi. Sono schegge acuminate nella mia testa, aguzzi frammenti di risentimento e rancore. Io non mi riconosco, sai? Mi trasformo in un uomo pieno di odio. Invidio tutti, quelli che osservo camminare per strada, affacciarsi dalle finestre del palazzo di fronte. C'è un vecchio, sai, passa le giornate sul balcone. Anche quando piove, lui si copre, ma rimane là fuori. È brutto, lo vedo benissimo da qui, è vecchio ed è brutto.
e non ha niente. E la sua è un'esistenza arida e vuota, altrimenti non la passerebbe così. Ti pare, amore? Eppure ha tanta vita più di me, che avrei ancora molto da dare. Il male però rende brutto anche me. Io non riesco più a collegare gli eventi, mi sfuggono i nostri ricordi, sono pezzi di vetro che riflettono immagini senza senso. E poi c'è questa incoscienza sintetica indotta dai farmaci che tanto desidero quando soffro e tanto detesto quando mi portano via. È anche peggio, amore mio. Nello strazio almeno io posso vederti, sentire la tua mano quando mi accarezzi la fronte, pensando che io mi sia addormentato, invece sto solo combattendo la mia guerra già persa. Nel sonno invece c'è solo la tenebra, il silenzio. Crescono le preoccupazioni per il futuro in cui non ci sarò, insieme alla paura della morte. Sì, ho paura, amore mio, ho paura. Vorrei, forse dovrei mentirti per non aumentare il tuo tormento, per non procurarti altra pena, oltre quella che arriverà tra non molto, quando il mondo sarà senza di me e ti sembrerà senza colori. Ma non avrebbe senso ingannare proprio te che conosci la verità di tutti e ancora di più la mia, perché io e te siamo una persona sola. Io ho paura di morire. Immagino il nulla, la disgregazione, la fine. Mai più odori e sapori, mai più il calore del sole, il profumo del mare, mai più la tua pelle, dolce e salata, mai più niente. Forse dovrei rallegrarmi per la conclusione del supplizio. Così credono i medici. So che ti ripetono questo per darti un sostegno a cui appoggiarti, ma come si può essere felici di andarsene se si è ancora tanto pieni di questo maledetto amore? Tu sei la mia dannazione, tu che sembri così forte, che mi trasmetti coraggio, tu sei la mia dannazione. No, ti prego, non interrompere. Io ora riesco a ordinare i concetti. Tra qualche attimo invece, lo sai, inizierò a biascicare, poi cadrò nell'abisso finché le sostanze si dissolveranno nel sangue, le schegge di vetro ricominceranno a vorticare nel cervello. Lasciami parlare. Io devo dirti quello che succederà. Noi non abbiamo amici, nemmeno parenti. Il nostro lavoro, quel maledetto bellissimo lavoro, ci ha tagliati fuori, imprigionandoci in un osservatorio abbastanza vicini per vedere, ma troppo lontani per non contaminarci. Adesso però quel mestiere ci ha abbandonati, o meglio noi abbiamo abbandonato lui, io per la malattia, tu perché sei meravigliosa e testarda e non hai voluto perdere niente di me, di noi. Non temo per il denaro, no, ne abbiamo fin troppo. Non temo vendette, siamo stati attenti. Io vorrei che incontrassi tuo figlio, in questi anni io l'ho seguito, assicurandomi che stesse bene, ma non te lo chiedo perché so che non lo farai. Io non temo tutto questo, io temo la tua solitudine. Ti conosco, so come reagirai, te ne resterai da sola, reclusa nel nostro universo, però io non ci sarò più. Non cercherai i vecchi contatti, non chiamerai nessuno, ma la solitudine è un inferno. E per te io non lo voglio, un presente all'inferno quando io sarò diventato il passato. Ascoltami amore, ascoltami, ti prego, io sento già l'ombra che mi avvolge. Continua a tenermi la mano come se fossi mia madre e io il tuo bambino impaurito nel buio che ti chiede di cantargli una ninna nanna. Ascoltami amore mio, Teresa Pandolfi, lei è tua amica, mi sembri sorpresa. Certo è strano nominare qualcuno che non vediamo più da tanto tempo, però io vi ho osservate arrivare insieme, crescere insieme, così diverse, così lontane, eppure vicine. Eravate brave, mai davvero rivali, complementari piuttosto. Io sono stato molto fortunato ad avermi, però io mi sono innamorato di te. E tutto è cambiato, lo sai com'è, no? Quando ci si innamora basta uno sguardo, un unico, interminabile sguardo.
quel giorno in cui si è apparsa all'unità, assistente capo Morozzi Sara. Poi un nuovo incontro, un altro sguardo, questa volta sfuggente, rivolto a una figura seduta in disparte tra tante, eppure il cuore salta un battito e cominci a parlare senza fermarti, mentre gli altri cercano i tuoi occhi, ti rivolgono domande e tu sei sempre là con la mente e il cuore senza poterti allontanare mai più, e aspetti la fine della conferenza, aspetti che lei si avvicini per poterle parlare davvero, per aggrapparti a quelle parole come un naufrago a una zattera in mezzo al mare. Io non voglio che tu rimanga da sola. Non voglio che tu rimanga da sola. Io so che adesso la Pandolfi è il capo dell'unità, ha preso il mio posto. Conosco quella sedia, è scomoda per chiunque. Lei è in gamba, ma ha un carattere fragile, impulsivo. Credo che non riuscirà a restare fredda, distante e salda. Io ho avuto te. Sei stata tu a darmi la forza. Teresa invece fallirà. E a un certo punto avrà bisogno, un disperato bisogno di qualcuno di cui fidarsi. E allora ti cercherà, amore mio, per il semplice motivo che tu sei la persona più simile a una sorella che lei abbia mai avuto. E toccherà a te interpretare la sua richiesta di aiuto, perché lei non avrà il coraggio di essere esplicita. Ecco, vedi, non trovo più le parole. Forse penserei che queste sono le farneticazioni di un moribondo. Magari è vero. Magari hai ragione, ma io so che arriverà un momento in cui Teresa verrà da te. Sarà quando stringerà fra le mani la possibilità di un amore e dovrai esserci tu a fianco a lei. Perché ti dico questo? Amore mio infinito e bellissimo. Perché? Perché Dio, dammi la forza, dammi un attimo soltanto ancora, perché quel giorno scoprirai anche tu di aver bisogno di lei. E in qualche modo mi terrai ancora tra le braccia e sentirai che muoiono gli uomini, ma l'amore no. L'amore no. Stringimi, Sara. Ho freddo, ho tanto freddo ed è così buio. Confinando con il suo quartiere, in quella sera di pioggia, il posto in cui Sara doveva recarsi aveva un'identità diversa, sfuggente. L'edilizia moderna, il panorama di cui si godeva dai piani alti, dei palazzi, le strade ampie e perfino il verde pubblico indicavano come la zona fosse sorta durante il boom economico, nel periodo di espansione della città. In origine il progetto urbanistico prevedeva la realizzazione di un elegante insediamento residenziale. I risultati però erano stati differenti dalle aspettative. La distanza dal centro, l'inadeguatezza dei trasporti pubblici, gli effetti della crisi e la conseguente riduzione degli investimenti avevano trasformato il luogo in una grigia appendice del vecchio rione popolare, che se non altro era dotato di funicolare con cui gli impiegati potevano raggiungere gli uffici. Perciò l'area battezzata con enfasi quartiere alto per celebrare il tenore di vita dei suoi abitanti, adesso di alto aveva solo la posizione rispetto al livello del mare. Almeno su quella non c'era da discutere. Sara posteggiò lungo un marciapiede malmesso e, attenta a evitare le numerose buche, giunse nei pressi di una trattoria dai vetri appannati. Controllò l'orologio, chiuse l'ombrello ed entrò. Il locale era semivuoto. La donna invisibile scelse un posto nell'angolo della sala, in una certa distanza dal televisore acceso, collocato su un piano alto. Vicino all'apparecchio sedevano due gruppi di clienti. In uno erano tutti uomini, eccetto un paio di ragazze con al collo delle sciarpe colorate.
Stava per cominciare una partita di calcio e nell'ambiente serpeggiava l'allegria tipica della tensione che precede il fischio d'inizio. Risate nervose si alternavano agli sfottò. Per qualche motivo Sara avvertì una punta di inspiegabile nostalgia. Un cameriere dall'aria svogliata le portò un cestino di pane, dell'acqua e un menù mal ridotto. Senza concentrarsi troppo, la donna intuì dalla postura, dall'espressione, dai pochi cenni, che una delle ragazze era fidanzata con il giovane al suo fianco, anche se tendeva a incrociare lo sguardo con un bel tipo bruno dagli occhi vivaci. Di certo si piacevano, ed era altrettanto certo che il compagno di lei non sospettava nulla. Era cordiale, divertente, riscuoteva le simpatie degli amici. Artù, Ginevra e Lancillotto, pensò Sara. Niente di nuovo. Mai niente di nuovo sotto il cielo. L'altra comitiva era composta da 4 pensionati. 2 apparivano euforici, entusiasti, gli altri invece manifestavano un evidente distacco. Erano là per stare in compagnia. Uno di questi lanciava occhiate lascive alle ragazze che lo ignoravano. Sara ordinò un piatto di pasta. Sentiva il bisogno di qualcosa di caldo. Mentre stava cenando, un cieco entrò nel locale. Era anziano, aveva pochi capelli, radi e candidi, un velo di barba bianca, portava delle lenti scure e stringeva un bastone. Il cameriere lo condusse in silenzio verso un tavolo non lontano da quello di Sara, più o meno a metà della sala. L'uomo ringraziò con un sorriso, percorse con le dita lo schienale di una sedia e si accomodò, dando le spalle al televisore. La partita proseguiva. Tra incitamenti, urla di disappunto, gli spettatori cominciarono a interagire scambiandosi pareri e opinioni. Sara finì il suo piatto. Nel frattempo il cieco aveva cominciato a mangiare la spigola che gli era stata servita. Si muoveva con precisione, come se vedesse quello che aveva davanti. Aveva rimosso la pelle, separato la carne bianca dalla lisca. Controllava con la punta della forchetta ogni singolo boccone prima di ingoiarlo. Quindi si puliva le labbra, col tovagliolo ricominciava, ripetendo la sequenza dei gesti in maniera metodica. Quando la squadra per la quale tenevano i presenti commise un errore, uno dei ragazzi lanciò un'articolata bestemmia. Dopo una battuta di Lancillotto ci fu una risata generale. Ginevra rise un po' più forte degli altri e gli sfiorò un braccio. Sara notò che Artù aveva corrugato per un attimo le sopracciglia senza che nessuno se ne accorgesse. Il cieco terminò il pesce, bevve un sorso di vino bianco versandoselo dal quartino dopo aver toccato l'orlo del bicchiere per accertarsi della posizione, poi si alzò e con relativa sicurezza percorse la distanza che lo precedeva da Sara. Spostò la sedia di fronte a lei e senza chiedere permesso prese posto. «Mora», mormorò, «credevo che non ci saremmo incontrati più». «Andrea», rispose lei con gli occhi che ridevano, «quanto tempo?» Restarono un po' così, mentre i tifosi sottolineavano con coloriti commenti le immagini che scorrevano sul televisore. «Quando mi hai trovato?» «Una sera di qualche mese fa, mentre camminavo. Mi conosci, non riesco a stare ferma. Ricordavo che vivevi da queste parti e forse avevo bisogno di immergermi nel passato. E tu eri qui. Avevi l'andatura sicura. Per entrare non hai nemmeno controllato dove era lo stipite. Ho supposto che tenevi il conto dei passi, quindi questa trattoria doveva essere una meta fissa. Tutto qui». Andrea accennò un sorriso e sembrò più giovane. E ora? Ora cosa supponi? Io mi sono accorto di te, non ci vedo. Come ci sono riuscito? Mi esamini ancora, Andrea, dopo tanti anni. Lo sai, siamo l'uno il contrario dell'altra. Io osservo, tu senti. Hai annusato l'aria, hai inclinato il capo come adesso. Poi per 2 volte ti sei bloccato mentre il cameriere sparecchiava. Io ho ringraziato a bassa voce e tu hai piegato il labbro in una smorfia. Mi hai vista? L'odore, certo. Non il profumo.
quello lo percepiscono tutti, si mette apposta, ma l'odore della pelle è unico, sai. Ognuno ha il suo, e anche i rumori. Noi abbiamo mangiato insieme così spesso, sono come i tratti di un volto, non si dimenticano e a differenza dei lineamenti non invecchiano. Un'esplosione di commenti salaci accompagnò l'ennesimo errore di qualche giocatore. Andrea riprese, indicando un punto alle sue spalle con un cenno. Senti, uno di loro si rivolge alla tipa che siede accanto a un altro, è così. Lei vorrebbe conversare con lui, invece continua a parlare con quello che le sta più vicino, quindi lui è il fidanzato, eh? Secondo te si frequentano di nascosto o non è ancora successo niente? Io la mia opinione ce l'ho. Non sei cambiato per niente. Dunque, tengono le gambe accavallate, uno in direzione dell'altra. Lui si è massaggiato il bicipite guardandola almeno 2 volte. Lei gioca con l'anello oppure segue la partita. Comunque evita in maniera palese di cercarlo con gli occhi. Secondo me qualcosa c'è stato. Poi lei si è fermata, ma vorrebbe andare avanti. Sì, è quello che ho ipotizzato, ascoltandole, succederà ancora. E quando accadrà lei dovrà decidere. Quindi, se fossero oggetto di indagine, indicheremmo nel rapporto la possibilità di una violenza del fidanzato nei confronti della compagna e non dell'amante, perché in quel caso sarebbe umiliante, visto che è un giro di amici, esatto. Sei sempre stata la migliore tu. Ho avuto ottimi maestri. Adesso dimmi che vuoi, perché sono certo che vuoi qualcosa. Tarallo. Il politico? Salvatore Tarallo? Come a sottolineare il disgusto con cui aveva pronunciato quel nome, gli spettatori lo urlarono per un gol mancato. Sì, lui. L'unità lo sorveglia, suppongo per le sue attività. Io però sono interessata al passato, a quello che combinava, alle connessioni che aveva, ai vecchi contatti. Mi servono più elementi, Mora. Convincimi a scavare nella memoria. Tu sei un archivio, Andrea. Massimiliano lo ripeteva sempre che se fossero stati davvero furbi gli americani, invece di studiare i computer, avrebbero dovuto studiare il tuo cervello. Il capo. La sua faccia, sai, è una delle ultime immagini che rammento. Veniva ancora a trovarmi dopo che la malattia era peggiorata e non vedevo più niente. Aveva una forza eccezionale, la unica debolezza sua eri tu. Devi essere però più esplicita, Mora. Che c'entri tu con Tarallo? Hai ricominciato a lavorare? Sara capì che il vecchio non avrebbe parlato se non fosse stata del tutto sincera, e allora parlò lei. Gli raccontò di Teresa, di Sergio Minucci, di Rachele Anzovino, dell'università dove sostenevano che fosse raccomandato e che probabilmente a sostenerlo doveva essere stato proprio Tarallo. Gli raccontò del ritrovamento del cadavere e anche di Pardo e di Viola. Nonna. La piccola Mora è diventata nonna. Perché non puoi vedermi, Andrea, altrimenti ti accorgeresti che sembro proprio quello, una nonna. Tu l'hai compreso prima di me che gli occhi tradiscono, ti costringono a indugiare sulle apparenze e invece contano assai di più le sfumature della voce, il tono, la prontezza delle risposte. Nessuno lo sa meglio di te quanto le apparenze ingannino, sei sempre stata la più in gamba. Ora sono in pensione. Sto solo aiutando Teresa, È bionda, bionda. Anche lei era in gamba, con un'intelligenza notevole, tagliente come un rasoio, ma troppo impulsiva. Ha combinato una cazzata. Sara esitò un attimo perché non poteva stabilire con esattezza dove arrivassero certi tentacoli e chi fosse fedele a chi. Poi trasse un sospiro e continuò. Senti, Andrea, a questa faccenda è interessato pure Lembo. Ha preteso che Teresa passasse prima a lui i rapporti relativi alla questione legata all'immigrazione e quindi a Tarallo. Questo ti dice qualcosa? Lembo. Dovevo immaginarlo. Che significa? L'altro si alzò, allungando una mano per verificare la posizione del tavolo più vicino. Domani sera, Mora, ti aspetto qui, domani. In quel momento qualcuno segnò un gol e ci fu un'esplosione di gioia. Ha abbracciato prima l'amante? Prima il fidanzato, ma solo per poco. Poi l'altro. Esatto, doveva andare così. E si diresse verso l'uscita, mentre Artù
fissava storto l'ancellotto sopra la testa di Ginevra. Il battito costante del cuore di Davide Costagliola la voce unica dello strumento di mio fratello Marco Zurzolo, la meraviglia di Maria Pia Calzone, Maurizio De Giovanni. Grazie.